Allora, intanto io faccio un grosso applauso ai miei ragazzi. Abbiamo fatto una partita secondo me eccezionale. Chi era qui al campo, spero che poi gli Lights ci daranno merito. E si è visto, praticamente il pallino del gioco ce l'abbiamo avuto sempre noi, occasioni più importanti ce l'abbiamo avuto noi. Abbiamo subito 3 gol di 3 rimpalli, 3 quasi autogol. Anzi no, il primo no perché ha fatto veramente un gran gol il ragazzo loro. Purtroppo è così, il calciotto è maledetto, sbagli, lasci mezzo spazio, cicchi mezza palla e rischi di intortarti da solo le partite, però io oggi, per noi era il debutto, siamo la neopromossa, siamo venuti a dire a tutti lo dicono comunque contro uno squadrone e io oggi confermo che è così perché la Roma Calciotto è uno squadrone, siamo venuti qua, ce la siamo giocata, fuori casa, a testa alta, senza aver paura dell'avversario, abbiamo fatto il nostro gioco, quello che ci contraddistingue. Poi decisioni arbitrali, certo, qualcosa da ridire adesso, sono finito adesso a discutere con l'arbitro, ma molto tranquillamente, discutere no, è un parolone. Cioè ci siamo confrontati con gli arbitri, anche perché stasera è stata una serata eccezionale, sia da parte della Roma che da parte della Lazio, a livello di campo, si è respirata aria di sport bellissima e è stato veramente un piacere stare qui a bordo campo insieme a questi ragazzi splendidi, da una parte e dall'altra, gli arbitri. A mio avviso hanno sbagliato qualcosa, perché purtroppo qualcosa hanno sbagliato, soprattutto sul quarto gol, fallo laterale nostro, con noi in pressione, loro vanno a fare gol e c'erano ancora 4 minuti da giocare, con loro nettamente in difficoltà e noi che premevamo. Però purtroppo è così, il calciotto è micidiale, sbagli qualcosa, vieni punito, speriamo che in futuro saremo più fortunati, saremo duri, la pelle la venderemo molto cara, questa è una mia promessa che faccio a tutti. E mi dispiace per il risultato perché perdere non fa mai piacere, ma sono orgogliosi dei miei ragazzi. Allora, il primo tempo, a mio avviso, abbiamo avuto noi il pallone del gioco. Comunque abbiamo avuto 2 o 3 occasioni da gol importantissime. Spero che gli Alais daranno merito. E loro sono stati bravi sulle ripartenze e poi al secondo tempo abbiamo messo il nostro 9 davanti che è Daniele Mariani, un ragazzo eccezionale che gioca molto per la squadra con i giocatori che venivano a rimorchio da dietro. Abbiamo dovuto cambiare per forza qualcosa, eravamo sotto, quindi infatti siamo entrati, abbiamo fatto subito 2-1 sull'infortunio di Opara che è un grosso portiere, però ci sta, purtroppo ogni tanto qualche ragazzo in campo ha qualche infortunio. Però poi Opara ha fatto 3-4 parate importantissime, un salva risultato come al solito e faccio i complimenti a lui. Noi d'altronde è tosta, è difficile, proviamo a cambiare la partita in corso, io ce la metto tutta, ma il merito è solo dei ragazzi, poi noi siamo il contorno e lo spettacolo che hanno offerto questi ragazzi in campo oggi è d'applausi. Per me è stata una partita che può essere un buon cartello per questa nuova lega che sta nascendo.